escursionisti di 22 anni hanno chiesto aiuto al numero unico d'emergenza 112 poco prima delle 17:30. Stavano rientrando lungo il sentiero CAI 607 che in alcuni tratti segue lo stesso tracciato della strada forestale che collega Malgarauna a Cappella Zita nell'abitato di Valbruna, quando a circa 100 metri di dislivello da Valbruna, da un'altitudine di poco più di 900 metri, non sono più riusciti a proseguire. I due, nel tentativo di tagliare un tornante della forestale, si sono trovati bloccati sopra dei salti di roccia in un tratto molto esposto, dal quale non riuscivano più a proseguire in nessuna direzione, né in salita né in discesa. 10 tecnici della stazione di Cave del Predil, del soccorso alpino e speleologico, si sono attivati per cercarli, seguiti anche dai vigili del fuoco locali e di Tolmezzo e dai soccorritori della Guardia di Finanza. I ragazzi sono stati individuati abbastanza velocemente grazie alla posizione fornita dalla centrale operativa e grazie alla luce delle torce frontali che i due dispersi avevano con sé, ma le operazioni di recupero sono state delicate. I soccorritori, che si sono mossi con gli sci da alpinismo, hanno dovuto usare delle corde per recuperarli e svolgere le manovre in piena sicurezza. Prima si sono calati con gli stessi sci nel bosco fino dove è stato possibile, per una trentina di metri, e poi li hanno raggiunti con una calata di altrettanti metri. Una volta confortati e assicurati alla corda i ragazzi, che erano in due punti diversi l'uno dall'altro, i soccorritori li hanno recuperati nuovamente a livello strada. I due stanno bene, anche se erano molto infreddoliti e alquanto spaventati, e sono stati visitati ugualmente dal personale dell'ambulanza giunta dal supporto al campo base da Tarvisio. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 21. La donazione di questi due moduli abitativi rappresenta un gesto importante sia dal punto di vista solidaristico sia per quelle che sono le attuali condizioni climatiche dei territori della Croazia colpiti dal sisma. Lo ha detto a Trieste il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso della presentazione della donazione da parte della ditta Ittaspurghi di 2 container ad uso abitativo presi in carico dalla Protezione Civile regionale per essere trasportati nelle zone terremotate della Croazia con il coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e l'egida dell'Unione Europea. Come ha spiegato lo stesso vice governatore, la Regione ha provveduto subito dopo le prime scosse con l'invio di 50 tende. I tir con i 2 moduli partirà domani alla volta delle aree colpite dal terremoto croato. A dicembre scendono i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione. I consumi elettrici in Friuli Venezia Giulia sono aumentati del 2,4% su dicembre 2019. L'indice IMI-ECEI, elaborato da Terna, che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti, cosiddetti energivori, connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale, ha fatto registrare a livello nazionale una variazione tendenziale positiva dell'11,4% rispetto a dicembre 2019. In Regione, in particolare in dicembre, la variazione è stata positiva del 6% e trainata prevalentemente dai settori siderurgia, chimica, meccanica e cartaria, mentre registrano performance negative i comparti dei materiali da costruzione e trasporti. Assessore Bini oggi ha presentato i contenuti del DDL Sviluppo Impresa alle categorie economiche. Quali sono i contenuti principali? È una legge organica, una legge di 91 articoli che cerca di dare delle risposte a 360 gradi all'economia della nostra regione. Ho sempre detto il germoglio sul quale far crescere la nuova pianta dell'economia della nostra regione, quindi una risposta importante a un settore particolarmente colpito, commercio e turismo, riforma dell'intero sistema dell'accesso al credito, digitalizzazione, innovazione, internazionalizzazione, cioè tutta una serie di strumenti in grado di dare risposte concrete. Quello che io voglio però sottolineare è la base solida sulla quale poggia la legge. Partiamo con ben oltre 51 milioni di sole risorse regionali, alle quali poi andranno aggiunte quelle della Comunità Europea, perché no, anche quelle del governo italiano.